Un esempio pratico del funzionamento dei buoni. Antonio, ex disoccupato assunto dal comune, svolge un servizio utile alla comunità. Potrebbe tenere in ordine i parchi pubblici, oppure assistere persone anziane, oppure contribuire alla raccolta dei rifiuti o tenere i conti alla cassa comunale. Uno dei tanti servizi utili a rendere la città più vivibile. A lavoro ultimato, il comune, in rappresentanza di tutti noi che beneficiamo dei servigi resi, ti consegna un documento che dice, in pratica, Antonio ha svolto un lavoro per la comunità e vanta ora un credito. Gli consegna un certificato del lavoro svolto, un titolo di richiesta per ottenere beni reali e servizi, spendibile al mercato comunale o in qualsiasi altra attività commerciale o studio professionale disposti ad accettare e riconoscere quel documento, in cambio dei prodotti di suo gradimento. La comunità, attraverso i suoi membri, panettieri, medici, fruttivendoli, negozianti, contraccambia con merci il lavoro rappresentato da quel documento che è stato consegnato ad Antonio, il buono comunale. Quel documento continua a circolare all'interno della comunità, facilitando lo scambio di merci, esattamente la funzione per la quale un onesto mezzo di scambio viene creato. Una certa quantità di buoni rientra sotto forma di affitti, di abitazioni, dei box, rientra nelle casse comunali, nella cassa comunale appositamente istituita. Il rientro dei buoni nelle casse comunali è fondamentale per il completamento del circuito che deve compiere ogni sana moneta emessa correttamente in pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici e delle infrastrutture di cui tutti noi beneficiamo. L'accettazione da parte dell'autorità comunale dei nuraghes precedentemente emessi è la chiusura del cerchio, ne convalida il valore agli occhi dell'intera comunità. La vera funzione del prelievo fiscale, infatti, è quella di dare validità alla valuta ufficiale imposta, accettandola in pagamento di tasse e di debiti verso lo Stato. Questa motivazione ci viene naturalmente tenuta nascosta perché dobbiamo credere che il governo sia obbligato a racimolare dai contribuenti i fondi necessari per pagare l'ordinaria amministrazione e per fare le strade. Questo è ciò che ci dicono. Le tasse sono un furto legalizzato, ma pur sempre di furto si tratta. Le tasse non sono dovute. Lo abbiamo visto col funzionamento del ritiro dei rifiuti. Se noi, comune, paghiamo il ritiro dei rifiuti con i buoni comunali emessi a costo zero, perché dovremo rimettere le mani nelle tasche dei contribuenti? Le tasse sono un inganno. Lo Stato non è con noi. È uno strumento manovrato da leader politici per conto dei poteri che stanno al di sopra e che sono ormai facilmente individuabili se si volesse perseguirli. Il buon funzionamento della valuta nazionale ufficiale si certifica col completamento del circuito Stato, società nazionale, Stato. Fa un circuito Stato, società nazionale e ritorna allo Stato. Il circuito della moneta locale parte dal comune, entra nella comunità e ritorna al comune. La moneta è un semplice documento per il quale occorrono carta e penna, oppure digitare dei numeri nel computer, e volontà di produrlo. Dal momento che non possono mancare carta e penna, è vergognoso che le istituzioni continuino ad ingannarci ripetendo non ci sono soldi. La moneta viene fatta scarseggiare intenzionalmente
dai grandi usurai internazionali che la producono in regime di monopolio per gentile concessione dei leader politici che si sono venduti per pochi vetrini colorati, tradendo il popolo che dovrebbero rappresentare. Il giorno in cui questi politici dovranno rendere conto di questo meschino tradimento si sta avvicinando velocemente. Nessuna pena sarà abbastanza severa per compensare la sofferenza provocata e le vittime che si contano a milioni e che continuano ad essere sacrificate. Per ora non possiamo combattere frontalmente il sistema. Sarebbe un inutile dispendio di energie. Il sistema è troppo più forte oggi. Le dinastie dei banchieri dispongono di TV, stampa, cinema, governi ed eserciti. Il sistema cadrà da solo, implodendo su se stesso quando arriverà il momento. Noi ci costruiamo un mondo parallelo, tutto nostro, chiuso, una grande cooperativa locale, un mercato comunale dove tutti i soci portano i loro prodotti, li lasciano nel mercato e prendono ciò che serve loro utilizzando un titolo, un mezzo di scambio nostro, i buoni comunali, che non ci costano niente, una moneta sana, onesta, nata per servire noi, non per servirsi di noi. Io porto il mio vino al mercato. Oggi non ho bisogno di nessuno degli altri beni disponibili, ma mi porto via un documento che dice Paolo ha ceduto il vino alla comunità senza aver preso niente in cambio. Vanta un credito che può riscuotere tra una settimana, un mese o un anno alla presentazione di questo titolo di credito. Questa è la funzione della moneta. Un titolo, un documento, un certificato di un lavoro svolto che si può utilizzare in qualsiasi momento per prendere dal mercato, dopo che abbiamo introdotto il frutto del nostro lavoro, prendere il frutto del lavoro di qualcun altro. Informiamoci, cerchiamo di capire il funzionamento della moneta. Non c'è nessuna crisi economica in atto, c'è solo ignoranza in materia monetaria. Nessun debito pubblico. Smettete di pagare falsi debiti a banche e istituzioni. Oggi ci sono sistemi illegali per non pagare. Studiatevi l'ENAC, notifica di accettazione condizionata del debito. Uscire da questa situazione è molto più semplice di quanto pensiate. Siate fiduciosi e combattivi, non arrendetevi ai soprusi. Sono gli usurai e i loro complici a doversi preoccupare. L'armonia fra tutte le cose verrà ristabilita, è la legge che tiene unito l'universo.